Care concittadine e concittadini del Friuli Venezia Giulia, volevo dirvi che ho scritto come coordinatore di Fogolar Politica oggi al Presidente Fedriga per formulare al rappresentante istituzionale del nostro popolo auguri sinceri di un proficuo 2023 nel 60° della nostra regione, una regione composita e mai condivisa ed armonizzata, forse per incultura e interesse di troppi, e gli ho scritto per chiedergli un gesto simbolico, la rimostranza nei confronti del servizio pubblico televisivo italiano che per la 20ª volta quest'anno, contro ogni logica benaugurale di condivisione internazionale, ha rinnovato la differita del concerto viennese di Capodanno, rito che celebra una civiltà non solo musicale, comune, europea, certo carissima alle nostre genti tanto al di là che al di qua dello Iudrio. E gli ho scritto insomma che la terra di Aquileia, madre metropoli primigenia della Mitteleuropa, non può accettare questo discrimine, questo simbolico distacco dal corpo della madre patria, quella Mitteleuropa culturale alla quale i nostri padri hanno per millenni contribuito. Viva l'unità dei popoli e viva il nostro Friuli Venezia Giulia.